Nuovi crimini di guerra in Ucraina, Mariupol, sparano sui civili, denuncia il sindaco, colonna di blindati russi verso il sud del paese. Il Papa piazza San Pietro per la messa della Domenica delle Palme, appello per la tregua pasquale in Ucraina. La Francia al voto, seggi aperti per quasi 50 milioni di elettori, per i sondaggi a testa tra Macron e Le Pen. A Verona l'inaugurazione del Vinitaly, a Milano la Borsa Internazionale del Turismo, Patuanelli e Garavaglia è l'anno della ripresa. Super Ferrari anche in Australia, Leclerc domina e vince il secondo Gran Premio dell'anno e rafforza il primo posto nel mondiale. La rossa è fortissima, esulta il pilota. Buongiorno dal TG1, continua la scia degli orrori in Ucraina, scoperti a Buzova alle porte della capitale cadaveri di civili. A Mariupol i russi uccidono i civili in strada, denunciano le autorità locali. Nessuno vuole negoziare con chi tortura, ma serve una soluzione diplomatica, dice il presidente Zelensky. Nella messa per la Domenica delle Palme, Papa Francesco invoca la tregua pasquale. Ma andiamo sul campo, il punto da Buzova con la nostra inviata Stefania Battistini. Ci troviamo